Assessore Bini, quale altra iniziativa sportiva rispetto al Giro d'Italia può dare una visibilità come lo dà questa manifestazione? Una visibilità in Italia e nel mondo di grandissimo livello. Beh, devo dire la verità, penso nessuna, perché quando una manifestazione come il Giro d'Italia dà la possibilità al Friuli Venezia Giulia di essere visto in 168 paesi del mondo, beh, abbiamo già detto tanto. Ho avuto la fortuna di vedere sia stamattina la partenza da Rivolto con le frecce tricolori, e già lì una cartolina, un biglietto da visita per la nostra regione meraviglioso, ma poi ho avuto il modo di seguire anche via video un po' il percorso di questa prima tappa, e devo dire che abbiamo avuto la possibilità di promuovere i nostri territori, le nostre bellezze in tutto il mondo. Quindi insomma un evento non solo sportivo, non solo importante da un punto di vista sportivo, ma per il sottoscritto che ha le deleghe al turismo un evento importantissimo anche per quanto riguarda proprio la promozione della nostra regione. Sappiamo quanto importante sia per gli organizzatori del Giro poter programmare anche il futuro. È vero che si devono ancora concludere le tappe del Friuli Venezia Giulia, ma si sta già pensando per caso a cosa ci potrà essere nel 2021-2022. Se Dio vorrà, e di sto tempo è giusto, di sti tempi è giusto dirlo, noi stiamo già lavorando e parlando con il patrono Enzo Cainaro per poter ragionare anche sul 2021. Insomma, c'è stato sempre un grande rapporto tra noi e il Giro d'Italia, quindi quando il Giro d'Italia chiama, la regione Friuli Venezia Giulia è presente. Enzo Cainaro, patron delle tappe del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, oggi Rivolto Piancavallo. Era una sfida, è stata una sfida nella sfida, ma le frecce tricolori hanno fatto dimenticare tutti quanti i pensieri. Beh, le frecce sono una grande eccellenza tecnica, ma soprattutto umana. Con loro, questi ragazzi, con questi piloti, con i comandanti, è un rapporto che dura da tanto tempo. È stato un lavoro molto molto difficile, credetemi. È chiaro che io per parecchi giorni non ho dormito perché tutto può succedere, però sapevo che vincendo questa sfida nei confronti del mondo avremmo avuto un ottimo risultato promozionale. Io sto ricevendo telefonate da tutte le parti e questo mi fa molto piacere anche perché si è impegnato tanto in queste cose. Devo dire che c'è stata una grande operazione di fiducia da parte di molti e io di questo sono contento. Sono contento anche, mi permettete, lo ribadisco fino alla noia, che la struttura dei volontari ancora una volta ha dimostrato di essere grandissima, di essere un qualche cosa di straordinario. Poi, se permettete, siccome siamo alla fine della tappa, io l'avevo detto 3 mesi fa che a me non dispiaceva fare la gara in autunno, in ottobre, perché le nostre montagne, le nostre colline e il nostro territorio avrebbe avuto i colori dell'autunno, e i colori dell'autunno sono un qualche cosa di straordinario. È una grande, enorme promozione per il Friuli. Quando si parla di Friuli Venezia Giulia si fa riferimento sempre allo Zoncolan come montagna, però non si può dimenticare che anche la salita di Piancavallo ha una sua storia. Ah sì, beh, diciamo è una storia che mi permettete anche qui con un pizzico di orgoglio di dire che ho ritirato fuori dopo quasi 20 anni, 3 anni fa, e l'ho riproposto quest'anno ed è stato un successo perché nonostante la pandemia oggi c'è molta gente serena, educata. Il Piancavallo è una strada che consente anche di poter gustare un po' questo momento sportivo perché è larga, perché è ottima. Per me il Piancavallo può fare tutto, può fare la gara in linea, può fare la gara a cronometro, e sono molto contento che poi abbia ottenuto dei benefici anche di carattere promozionale. Noi dobbiamo, senza vantarci troppo, lavorare per il nostro territorio.